E la prossima storia è veramente una storia su cui secondo me un giorno gireranno un film, che parla della ricerca della felicità di un ragazzo che qualche anno fa, pochi, era disoccupato, tra l'altro si occupava di carta e oggi è a capo della più importante azienda informatica e digitale del Friuli Venezia Giulia. Un ragazzo d'oro, ve lo consiglio, Simone Puksic. Buonasera a tutti. Io ho 31 anni, sono nato nell'84 qui a Udine, vi racconto come sono arrivato di fronte a questa macchina. Mi sono diplomato qui al Liceo Scientifico Marinelli nel 2003, poi sono partito e ho avuto la fortuna di poter andare a Milano, dove ho studiato economia aziendale in Bocconi e sono stato lì fino al 2007. Poi sono tornato perché mio padre aveva un'azienda, che è l'azienda che c'era nella slide prima, ed era una tipografia, un'azienda di stampa. Ed era stato un po' il sogno della mia vita poter lavorare in questa azienda. Quindi ho iniziato a lavorare nel 2007 lì con lui per 2 anni e mezzo. Sono stati 2 anni e mezzo veramente entusiasmanti, molto belli, dove ho fatto qualsiasi cosa si faccia in queste piccole aziende diciamo le piccole e medie aziende italiane. Okay? Poi cosa succede? Arriva la crisi, e lo sappiamo oggi che è arrivata la crisi, è arrivata nel 2008 ed è stata una cosa che ci ha messo di fronte allo specchio. Io dico spesso che la crisi è la più grande opportunità che abbiamo per poter cambiare, e quindi quell'azienda nel 2009 ad aprile è fallita, con 40 persone, una società di persone fallita, e mi ricordo che mio padre ha perso tutto, noi, la nostra famiglia ha perso tutto quello che avevamo, quindi la casa, la macchina, tutto, spazzato via da un giorno all'altro, quindi spazzato via anche il sogno che avevi, no? Fino a quel momento. Ed è stato un momento particolarmente difficile, perché il sogno di una vita, di poter fare l'imprenditore, di poter portare avanti l'azienda della tua famiglia, svanisce nel nulla. Allora quell'estate, nel 2009, ho cercato lavoro e ho lavorato in nero, come capita a molti giovani, vendendo impianti fotovoltaici in Carnia, che è una zona della nostra regione che voi conoscete molto bene. Quindi la mattina andavo ad accompagnare mia madre al lavoro, poi partivo per la Carnia e andavo a vendere impianti fotovoltaici. Ed è stata un'esperienza fantastica che vi consiglio, perché vendere porta a porta ti fa conoscere le persone, le vedi in faccia, riesci a capire un po' come sono, no? Faccio questa cosa, però chiaramente capisco che non era la mia strada, e quindi chiedo uno sforzo alla mia famiglia, in particolar modo a mia madre, se era disposta a mantenermi ancora 2 anni e farmi studiare ancora. Lei accetta, io la ringrazio di questo, e mi sono tornato a iscrivere all'università qui a Udine. Ho fatto altri 2 anni di economia, ho lavorato sempre part-time in un'azienda del nostro territorio. Ho avuto la fortuna di andare a fare un'esperienza all'estero, quindi sono partito per un Erasmus, come fanno tanti ragazzi, e sono andato in Danimarca. Arrivo in Danimarca e anche lì è stata un'esperienza incredibile, da cui ho portato che là è un paese fantastico, però non è l'Italia. Quindi sono tornato qui, mi fanno un'offerta per andare a lavorare in Azerbaigian e io ho rifiutato, perché se volete amo il mio territorio, amo la nostra regione come molti di voi, amo anche Lisa, che era fidanzata a quel tempo e tra 6 mesi diventerà mia moglie, quindi è stata la scelta giusta. E sono tornato qui, ho completato la laurea specialistica a Udine e poi ho cercato di far partire una startup. Ho fatto i conti con quelli che sono i costi delle start-up e quindi delle partite IVA, e quindi il più grande costo che ho avuto è stato versare i contributi all'INPS. Ho speso tutti i miei risparmi in un'opera che praticamente non mi ha portato da nessuna parte, ma mi ha fatto capire l'importanza del digitale. Così ho trovato un bando di concorso pubblico per lavorare in un ente che si chiama DITEDI, Distretto delle Tecnologie Digitali, dove ho lavorato per i successivi 3 anni, dal 2012 ad oggi, a pochi mesi fa. Lì ho fatto, diciamo, mi sono concentrato su 2 aspetti. Il primo è stato quello di capire l'importanza delle competenze digitali, quanto è importante oggi avere nel nostro bagaglio di conoscenze degli skill, delle competenze che ti possono aiutare a trovare un lavoro. L'altra cosa è stata quella di andare, memore dell'esperienza di vendita porta a porta di impianti fotovoltaici, andare porta a porta dagli imprenditori e convincerli di un sogno, che ci potesse essere la più grande rete di aziende digitali del Friuli Venezia Giulia, proprio a Tavagnacco, in provincia di Udine. E così pian pianino ce l'abbiamo fatta. Oggi sono più di 130 aziende ed è stata una cosa incredibile, un'esperienza veramente forte. Lì ho conosciuto Riccardo, me l'hanno
l'hanno portato in questo piccolo centro a Tavagnacco, io sono riuscito a raccontargli in breve quello che facevo e mi ha detto: bene, noi stiamo cercando di portare in Italia un progetto per diffondere competenze digitali a cittadini, imprese e pubblica amministrazione, perché non iniziamo dal Friuli Venezia Giulia, perché non inizi tu? E lui mi ha convinto, non è che ci volesse molto, è stata una grandissima opportunità, molti di quelli che sono qui presenti questa sera mi hanno aiutato e il 5 maggio dell'anno scorso, il D-Day, abbiamo organizzato più di 112 eventi, più di 10.000 persone coinvolte per spiegare loro quanto fosse importante internet e la rete. Ho fatto questo, c'era un camper, l'avete visto nelle slide che stanno girando, quel camper ho avuto la fortuna di poterlo guidare a Venezia, al Digital Venice, quindi mi sono trovato a guidare un camper a bordo di una chiatta sul Canal Grande di Venezia, la prima volta che Matteo Renzi ha parlato in inglese, che tutti se lo ricordano, e dopo sono tornato qui in Friuli Venezia Giulia, ho fatto partire un progetto che andava nelle scuole, ho incontrato più di 2000 ragazzi lo scorso autunno spiegando loro quanto è importante internet e perché oggi può essere veramente il loro futuro, e lì è successa una cosa incredibile. Un giorno mi chiamano e mi dicono: senti, vuoi essere il nuovo presidente di INSEAD? E io rispondo: certo che voglio, perché quella è veramente l'opportunità di poter cambiare. E quindi oggi siedo alla presidenza di una società che conta quasi 700 persone, che è la società che si occupa di informatica pubblica in Friuli Venezia Giulia, una società nella quale ho iniziato a parlare con le persone, a raccontare quello che è la visione un po' che abbiamo della nostra regione digitale e del futuro che può rappresentare. E quindi io credo veramente che siamo di fronte ad una grandissima opportunità, che questo è il momento giusto e che io ci metterò, diciamo, tutto me stesso, come ho sempre fatto fino ad oggi, per fare in modo che questa società diventi veramente un modello di innovazione per il Friuli Venezia Giulia, per l'Italia e per l'Europa. E quindi io vi dico questa cosa, vi auguro che i vostri sogni si avverino come si sono avverati i miei. Grazie. Complimenti. Grazie. Bocca al lupo con Simone. Simone, in una battuta. Microfono aperto? C'è ancora? Mi sentite? Cosa pensi di fare a breve? Perché poi la gente pensa informatica, INSEAD, una roba lontana, distante. La prima cosa che vuoi fare? La prima cosa che voglio fare è partire dalla scuola. Quindi ho fatto partire un mese fa un gruppo di lavoro, una task force che si occuperà di ridisegnare la scuola digitale in Friuli Venezia Giulia nei prossimi 4 anni. Ieri l'ho presentato a Deborah Serracchiani che mi ha detto: bravo, vai avanti così che è la strada giusta, e quella sarà la cosa che facciamo. Bene. Bravo il Friuli Venezia Giulia che affida a un ragazzo di 30 anni un pezzo del suo futuro. In bocca al lupo Simone. Pepi, Allora finiamo